Buongiorno, bentornati anche oggi alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria dal 21 febbraio per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sapete ormai il punto più importante di questa mattinata è la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia, che comincerà come sempre puntualmente alle 12:30 e che noi trasmetteremo qui da Rete Veneta sul canale 18, ma anche sui social della nostra emittente, quindi insomma avete la possibilità di seguire il Presidente Zaia e tutte le novità sia in TV che sullo smartphone, a casa, all'aperto, dovunque siate. Prima di andare a vedere quali sono le notizie del giorno, proseguire con la nostra informazione, facciamo una sorta di riassunto dei dati più importanti, ovvero quelli che sono arrivati ieri sera dall'azienda Zero della Regione Veneto. Li vediamo assieme perché sono i dati sull'emergenza che ci dicono che ieri sera c'erano 19.170 casi positivi dall'inizio dell'emergenza, quindi dal 21 febbraio in Veneto sono stati registrati 19.170 casi positivi. Vedete che la zona in cui si sono registrati più casi è Verona con 5.100 tamponi positivi, poi abbiamo anche Padova con 3.008 e a seguire tutte le province del Veneto. Vediamo che Rovigo è l'area in cui si sono registrati meno casi con 442. Notizia buona è che rispetto all'ultima rilevazione, che era quella del mattino di ieri, sono stati registrati solo 2 casi in più. E i casi attualmente positivi, ovvero le persone che in questo momento sono positive al coronavirus in Veneto, sono 1298. Un altro dato che probabilmente continuerà a crescere, si spera in modo molto attenuato rispetto a prima, è quello delle persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus negli ospedali e nelle strutture extraospedaliere, quindi case di riposo, strutture di vario genere. Sono 1938, la zona in cui anche in questo caso si registrano più decessi è Verona, con 561 persone che sono mancate a causa del coronavirus. I negativizzati virologici, un dato cumulativo, ricordiamo, dall'inizio dell'emergenza, sono 15.934 e sono 1.225 le persone che sono attualmente in isolamento domiciliare. Anche in questo caso Verona è l'area in cui ci sono più persone in isolamento domiciliare, poi vediamo Treviso 204, Venezia 182 e giù a scendere tutte le altre province. La seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché come vedete parla di ospedali, ci dice che vedete ci sono tutte queste tabelle, le trovate anche sui nostri social, sono già pubblicate sia su Facebook che sul canale Telegram di Rete Veneta. Vedete che sono in questo momento ricoverate 353 persone, però di queste 353 solo 96 sono positive al coronavirus, gli altri sono tutti negativizzati. Molto buona, insomma, in prospettiva la situazione delle terapie intensive, dove abbiamo 19 ricoverati. In questo momento vi ricordiamo il dato di solo qualche settimana fa, era decisamente molto più alto, molto più allarmante, di cui solo 2 persone positive, quindi è possibile, ipotizzabile, lo speriamo, che oggi o magari domani si possa arrivare a 0 terapie intensive impegnate da persone positive al coronavirus. Le terapie intensive impegnate con persone che sono negativizzate ai successivi tamponi sono invece 17, vedete qui i dati sono -1 è il numero delle persone ricoverate di ieri sera rispetto a ieri mattina e +4 è il numero dei decessi della giornata di ieri. Come abbiamo detto prima, il numero dei morti continuerà a crescere, si spera in modo molto attenuato. Questa è l'ultima parte della tabella, è quella delle strutture territoriali, dove ci sono le persone che vengono trasferite dagli ospedali per acuti, e in questo momento sono 45 persone ricoverate, di cui solo 10 positive. Questi erano i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione Veneto. Fra poco, fra meno di
3/4 d'ora il Presidente Zaia ci fornirà i nuovi dati, quindi quelli di questa mattina aggiornati. Sapremo se ci sono state variazioni sensibili sulle terapie intensive, se ci sono stati decessi nella notte, insomma vedremo come prosegue l'emergenza coronavirus. Quello dei dati è un momento molto importante perché ci permette di tracciare una sorta di grafico e vedere dove stiamo andando con l'emergenza. Lo ricordiamo tutti, poche settimane fa, a marzo, ad aprile, questi grafici erano molto molto alti, adesso stiamo scendendo, non siamo ancora fuori dall'emergenza, i rischi sono ancora tantissimi, ma la parte sanitaria fornisce buone notizie quasi ogni giorno. Naturalmente non ci sono buone notizie quando continuano ad esserci decessi, anche fosse solo un decesso, una persona che perde la vita a causa del coronavirus, comunque non è mai né una buona notizia né un punto di vista positivo. Solo quando usciremo da tutto questo potremo fare i conti con quanto è successo, rivedere queste tabelle guardando indietro. Adesso noi facciamo un altro riassunto, come facciamo ogni giorno, delle puntate precedenti. Andiamo a sentire cosa ha detto Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nell'ultimo punto stampa, che è quello di ieri, in cui si è parlato anche e soprattutto della riapertura dei centri per bambini fino a 3 anni. Ecco il servizio. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi. Siri che mi ha sentito. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra gli 0 anni e i 3 anni, nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza 55 del 29 maggio 2020. Una storia che siamo abituati ad ascoltare. Il governo non dà risposte tempestive e le regioni in ascolto del territorio anticipano. Questa mattina il presidente Zaia ha firmato l'ordinanza anche per i nidi, la categoria 03, accogliendo le richieste di strutture, famiglie e pediatri. Le linee guida sono state predisposte dal Veneto con 10 giorni di anticipo, condivise con le altre regioni, validate dai servizi di Dipartimento di Prevenzione delle stesse. A tutt'oggi non abbiamo notizie, magari fra un minuto, un istante, un'ora, un giorno, una settimana, qualcuno ci chiamerà da Roma e dirà anche noi vi abbiamo validato le linee guida, ma noi non possiamo attendere oltre. Linee guida che in attesa di una risposta del governo saranno così applicate. Ora toccherà alle strutture sul territorio recepirle ed organizzarsi. Nella stessa ordinanza firmata stamattina viene dato il via libera anche agli informatori scientifici del farmaco di rientrare negli ospedali. Riaperte anche le sale gioco dei bambini, per queste varranno le stesse regole stabilite per i parchi giochi. L'uso di piscine nei condomini e nei residence sarà consentito. L'efficacia temporale è fino al 27 di giugno. Non è una prova muscolare, ribadisce il Presidente. La firma arriva oggi per dare il tempo alle strutture di organizzarsi. Grandi assenti restano sale da ballo, cinema, teatri, discoteche, sale bingo, fiere e sagre. A loro, con tutta probabilità, sarà dedicata la prossima ordinanza. La Regione potrebbe essere costretta ad anticipare anche in questo caso prove tecniche di autonomia. Il Presidente continua a ribadire il valore e il significato della sua crociata per l'autonomia. L'autonomia, anche e soprattutto dopo quello che è accaduto con il coronavirus, ce la meritiamo ancora di più. È una squadra veneta che dimostra che davanti il problema lo affronta. Sapete qual è il problema? Che a Roma la parola autonomia la percepiscono come una sottrazione di potere. In Veneto invece la percepiamo come un'assunzione di responsabilità. Dovremmo trovare un punto di incontro. E parliamo invece di lavoro. In questo momento arriva un lancio di agenzia che dice che in Veneto frena la caduta dell'occupazione, ci sono lievi segni di ripresa. L'emergenza Covid ha causato in Veneto la perdita di oltre 60.000 posti di lavoro fra il 23 febbraio e il 31 maggio, ci fa sapere l'ANSA, ma con la ripresa delle attività lavorative a maggio il saldo occupazionale è tornato ad essere positivo, più 1.437 posizioni lavorative. Lo rivela Veneto Lavoro, l'ente strumentale della regione, secondo cui a maggio il mercato del lavoro ha mostrato segni di vitalità e una ripresa di flussi di assunzione anche per effetto della ripartenza delle attività commerciali e turistiche. Se il turismo al momento rimane il settore, ci fanno sapere da Veneto Lavoro,
più colpito e registra da solo quasi la metà della contrazione occupazionale. Il venir meno dei vincoli alla mobilità tra le regioni potrebbe favorire la ripresa dell'occupazione anche in questo settore. Quindi l'occupazione in Veneto sta riprendendo, magari molto lentamente, ma ci sono segni di ripresa. Il comparto, questo purtroppo l'abbiamo visto tutti, che sta subendo i maggiori disagi dall'inizio dell'emergenza è quello del turismo e resta da capire cosa succederà nelle zone turistiche del Veneto, in mare, in montagna, ma anche nelle città d'arte venete, il turismo, quello lento, insomma tutti i tipi di turismo che possono arrivare in Veneto, come si comporteranno nei mesi estivi. Questo lo vedremo solamente fra qualche giorno, quando la stagione entrerà nel vivo. Noi torniamo a sentire invece cosa ha detto il Presidente del Veneto sia sull'ospedale di Padova, che è uno dei temi sanitari più importanti di questo momento, perché è una struttura che cambierà l'assetto sanitario di tutta la provincia di Padova, e sul riconoscimento per i cittadini di Vo, visto che restiamo nel padovano. Il modello Morandi funziona, si mettano gli elementi di controllo estremi, c'è l'autorità nazionale anticorruzione, si faccia un gruppo di controllo indipendente per ogni appalto, ma si vada con la velocità del sistema Morandi, se no non ne veniamo più fuori. C'è l'ospedale di Padova, io vedevo un cronoprogramma che avevo fatto fare al dottor Flor. L'ospedale di Padova col modello Morandi ci permette di mettere il cantiere, di iniziare a consegnare il cantiere entro il 2020 e in 4 anni finiamo l'opera. Questi sono i dati, applicando quelle leggi. Se applichiamo le nostre, 8 anni, sperando che non succeda niente nel frattempo. Uno spazio anche ai cittadini di Vo, di cui il governatore ha parlato con il Presidente della Repubblica Mattarella. Ne ho parlato col Presidente, penso che per Vo stia pensando a qualcosa di particolare. Vo, per il sacrificio che hanno fatto questi cittadini e per quello che è accaduto, non so se è già imminente qualcosa, però so che il Presidente, io ne ho parlato assieme e sono sicuro che qualche considerazione la farà. E il ministro Speranza dice: non pensate che la battaglia sia vinta, siamo in una fase diversa, dobbiamo essere prudenti. Una nota d'agenzia arrivata in redazione: oggi siamo in una fase diversa di questa epidemia, ma dobbiamo ancora essere prudenti. Non bisogna pensare che sia tutto finito e che la battaglia sia vinta. Il nemico insidioso è ancora lì, bisogna avere la massima cautela. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Bologna per l'inaugurazione del secondo modulo del Lab Nazionale di Terapia Intensiva. Quindi questo conferma quello che stanno dicendo le istituzioni a tutti i livelli. Certo, stiamo un po' meglio di qualche settimana fa, ma non bisogna cantare vittoria, non bisogna abbassare la guardia, bisogna mantenere alte tutte le precauzioni che ci hanno permesso di arrivare fin qui con dei dati tutto sommato positivi. E per quanto riguarda la prossima fase, insomma, ne sapremo di più quando la curva sarà veramente a zero e allora potremo entrare in una nuova normalità, quella normalità di cui parliamo da tempo. È una normalità che non c'è ancora nelle case di riposo, anche e soprattutto nell'area dell'ULSS 7 Pedemontana, perché ci sono ancora molti ospiti degli istituti per anziani che sono positivi al coronavirus. I dati pubblicati dalla Regione Veneto sulla situazione degli anziani ospiti delle case di riposo sono molto chiari e le richieste di Rete Veneta non possono più aspettare. Nelle 34 strutture dell'ULSS 7 Pedemontana monitorate, il numero dei positivi registrati al 2 giugno è ancora alto, ma soprattutto di molto superiore agli altri territori. Sono 445 gli ospiti positivi, pari a quasi il 12%, molto staccata l'ULSS 9 con 185 positivi, meno della metà, ma con il doppio di istituti. Tutti gli altri ne hanno 10 volte di meno. Gli operatori positivi sono invece ben 205, quando tutte le altre, tranne l'ULSS 9, ne hanno meno di 10. Capite quanto siano importanti le richieste di Rete Veneta, la nomina di un direttore sanitario e una commissione d'inchiesta con pieni poteri.
E poco fa abbiamo visto i dati su una lievissima ripresa per quanto riguarda l'occupazione, e Unioncamere ci fa sapere invece che per l'80% delle aziende persi ricavi che sono andati in fumo durante il lockdown. Circa l'80% delle imprese venete del manifatturiero in questo caso ritiene che difficilmente potrà essere recuperato entro il 2020 il fatturato perso nel corso del lockdown. Quindi insomma questo è un dato che fa paura, perché vuol dire che le stesse aziende, chi fa impresa vede la fine del tunnel ancora molto, molto lontana. Si parla della fine del 2020, speriamo che ci possano essere segnali diversi durante l'estate, durante l'autunno. Noi fra poco facciamo una breve pausa, ma ricordatevi che fra mezz'ora arriva qui sul canale 18, sui social di Rete Veneta, la conferenza stampa, il punto stampa in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera con il presidente del Veneto Luca Zaia, con tutte le informazioni sia sul versante epidemiologico che su quello istituzionale e un po' organizzativo per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Facciamo una pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto dal 21 di febbraio ogni giorno con l'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito le ultime parole di Zaia, che sono quelle che risalgono alla conferenza stampa di ieri, abbiamo visto i dati che sono quelli di ieri sera, quindi siamo pronti a vedere i nuovi dati sull'emergenza che arriveranno fra pochissimo, fra meno di mezz'ora in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera con il presidente Zaia qui sul canale 18 e sui social di Rete Veneta. Potrete seguire in streaming se avete la televisione impegnata, se siete fuori casa, tutte le fasi della conferenza stampa, le domande di giornalisti che gran parte, insomma, delle quali arrivano dai vostri WhatsApp, dai vostri SMS. Quindi state con noi perché fra un po' arrivano notizie sicuramente molto importanti, e sono notizie importanti anche quelle che riguardano la festa di Sant'Antonio di quest'anno. Ogni giorno noi abbiamo l'onore e il privilegio di farvi vedere la messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova, una delle chiese più amate della cristianità, e fino a pochi giorni fa anche il Santo Rosario tutti i giorni. Sappiamo che c'è un grande affetto verso questi appuntamenti, e quest'anno il 13 di giugno a causa del coronavirus sarà molto diverso anche per il santo, perché le reliquie verranno portate nelle zone più importanti della provincia di Padova sul versante dell'emergenza che stiamo vivendo con un elicottero. Noi saremo in diretta tutto il giorno il 13 di giugno, quindi sabato della settimana prossima, per raccontarvi questa magnifica giornata qui su Rete Veneta dal mattino fino alla sera, con tutte le messe, tutte le iniziative, tutti gli approfondimenti sulla festa di Sant'Antonio. Però quest'anno il santo verrà portato anche sopra l'abitato di Vo per testimoniare ancora una volta un ringraziamento verso questo piccolo centro dei Coniugani che si è dimostrato molto molto importante. Vediamo il servizio. Un santo presente e vivo, in volo, grazie a un elicottero messo a disposizione dall'esercito, a benedire le terre d'adozione che da 8 secoli lo pregano, Padova e la sua provincia. Le telecamere di Rete Veneta, emittente del nostro gruppo, non perderanno un solo minuto di questo straordinario ed eccezionale viaggio, con le reliquie di Sant'Antonio che dall'alto benediranno uno a uno i luoghi più colpiti dal coronavirus, a partire dal comune di Vo, dove il volo sarà salutato così. Stiamo pensando di portarci verso il campo sportivo con delle magliette bianche in un cerchio così, un cerchio che faremo con appunto visibile dall'alto, pensando che poi il santo dall'alto quando passa, insomma, pensi anche un attimo a noi e ci dia un'ulteriore mano per superare questo momento difficile. Da Vo, accompagnato dal rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, che delle spoglie di Antonio, il custode principale, il santo volerà a Schiavonia, dove scenderà a terra portando il conforto della benedizione a malati e operatori sanitari, da cui poi sorvolerà Merlara, il carcere e l'ospedale di Padova, e poi Campo San Piero, dove il santo visse gli ultimi giorni della sua vita terrena.
Un legame straordinario, quello delle terre padovane con Antonio. Qua penso che la maggior parte la totalità penso sia devota a Sant'Antonio, lo siamo tutti. E voglio pensare anche che il rapporto tra Sant'Antonio e l'Università di Padova sia un rapporto molto stretto e quindi che ci sia un unico comune denominatore su quello che fa, su quello che sta facendo, appunto, che ha fatto il santo per Padova e che quello che sta portando avanti adesso l'università, come in questi giorni ha dimostrato di poter fare per la comunità. Questo era insomma un punto su Vo, su quello che accadrà il 13 di giugno, ma rimaniamo in tema di Tredicina perché a questa importante ricorrenza, che ricordiamo è tuttora in corso, partecipano anche ampi settori della società civile. Ci mettiamo in ascolto di chiamiamola una testimonianza, una dimensione di presenza di chi qui questa sera rappresenta il mondo imprenditoriale e ci può raccontare, ci può dire cosa sta vivendo e come così sta anche dal punto di vista, potremmo dire, spirituale, non solo dal punto di vista umano, sta cercando di attraversare questa pandemia. Abbiamo vissuto 3 mesi che rimarranno indelebili nella nostra memoria. Ci siamo riscoperti fragili come persone, e ad ogni colpo di tosse terrorizzati che il peggio stesse capitando. Ma fragili anche come imprenditori e abbiamo spesso avuto il timore di non poter essere una guida capace per tutti i nostri collaboratori e dipendenti. Abbiamo sentito come non mai la responsabilità sociale del nostro ruolo, ben oltre i confini delle nostre aziende. Abbiamo avuto momenti di solitudine, noi di fronte alle nostre coscienze, e abbiamo ancora di più capito che nessuno si salva da solo. Desideriamo ringraziare Sant'Antonio, che sono sicuro ci abbia aiutato, ma voglio chiedere ancora la sua benedizione, che arrivi a tutti gli imprenditori, a tutto il mondo dei lavoratori e alle loro famiglie. Una benedizione di cui abbiamo molto bisogno. Noi vogliamo e dobbiamo fare la nostra parte e desideriamo essere parte di un unico coro dove la forza dell'insieme vinca sempre sull'egoismo dei singoli. Un segno semplice, ringrazio Massimo, una statua del santo che troverai il luogo dove metterla a Degno. Ecco, poi vedremo se possiamo anche darla ad altri se la desiderano, perché sarebbe bello che in ogni azienda ci fosse la statua del santo. L'augurio che faccio a voi imprenditori, a tutti noi cristiani, di poter essere la Bibbia vivente che solo l'uomo oggi può leggere nella nostra vita. Grazie ancora a voi e auguri. Grazie mille. E durante il servizio adesso tentiamo di ricollegarci con lui, avevamo il nostro Federico Fusetti che abbiamo qui in diretta. Federico, ci senti? Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, abbiamo Federico Fusetti in una diretta un po' estemporanea perché oggi si svolge in località marchesane un'iniziativa molto particolare che Federico ci fa vedere in diretta. Raccontaci, Federico. Sì, ecco, mi sono un po' spostato perché altrimenti disturbo la cerimonia, però in realtà questi sono qui siamo alla scuola elementare di Marchesane, 100 studenti che sono collegati con le loro famiglie via web per questa cerimonia della Maina Bandiera, quindi il gruppo Alpini di Marchesane che ha abbassato la bandiera che era stata issata invece all'inizio dell'anno scolastico e quindi diciamo gli insegnanti e il gruppo Alpini di Marchesane hanno voluto comunque portare avanti la tradizione. Scusate sia l'inquadratura che l'audio, ma è stata veramente una cosa un po' improvvisata che ci tenevo però a farvi vedere perché mi pareva davvero significativo. Ci sono decine di famiglie fuori dai cancelli in maniera ovviamente ordinata e regolare, nessun assembramento, ma hanno portato
un po' di bambini a vedere anche dal vivo, gli altri sono collegati, come dicevo, ci sono 2 scuole collegate, quindi un totale di quasi 200 bambini che stanno seguendo questa cerimonia che si è appena conclusa, cioè la bandiera è appena stata ammainata dopo aver ascoltato l'inno di Mameli, e adesso qualche saluto, diciamo, da parte sia degli alpini che degli insegnanti. Davvero una cerimonia molto, molto emozionante. Federico, riesci a farci vedere le fasi della piegatura della bandiera? Sì, mi avvicino, sì. Tolgo la mia inquadratura e vado da loro. Sei un po' preponderante nello schermo, ecco. Vediamo, questa è... State vedendo la cerimonia di ammaina bandiera della scuola elementare di Marchesane. Ci sono gli alpini che stanno piegando la bandiera. Vediamo un discorso in atto, è una cerimonia che si svolgeva ogni anno e che quest'anno insomma ha un valore ancora più importante. Tutti coloro che in questo periodo grave di difficoltà, di pandemia, eccetera, hanno tenuto vive le comunità. Ecco, naturalmente la bandiera consegnata poi all'insegnante della scuola. Rendere omaggio. Benissimo, allora ringraziamo Federico Fusetti per questa interessantissima, grazie Federico, poi insomma saranno nei nostri servizi di questa sera, torniamo in studio, ringraziamo Federico Fusetti, ci ha fatto vedere questo interessante momento, anche un po' insomma, toccante, perché sappiamo che è seguito sia in diretta che fisicamente, in modo naturalmente ordinato da fuori i cancelli della scuola, da centinaia di studenti e famiglie. Avete visto la cerimonia della Maina Bandiera di una scuola elementare nei pressi di Bassano, ma potrebbe essere una delle tantissime scuole elementari del Veneto, perché ricordiamo che tecnicamente oggi e domani sono gli ultimi giorni, non sappiamo ancora come andrà a finire, non sappiamo come torneranno in classe i nostri ragazzi, però sapere che l'affetto verso la loro scuola è talmente forte da portarli in un venerdì mattina a vedere la cerimonia della Maina Bandiera fatta dagli alpini nel loro plesso scolastico, insomma è confortante, ci fa capire che per i ragazzi la scuola è importante, per le famiglie è un punto di riferimento fondamentale. Usciamo da questa diretta estemporanea con il nostro Federico Fusetti, andiamo invece a vedere un altro tema molto caro alla Pedemontana, che è quello della partita a scacchi di Marostica, perché purtroppo quest'anno non si svolgerà, ma ci sono comunque buone notizie, eccole. In forza ed in nome del mio Ministerio e per tutti i civi della Serenissima, Zancuo Usari, Mario e Mujer, Mario e Mujer. Ahimè, l'amore tra Vieri da Vallonara e la bella Leonora dovrà aspettare settembre 2021. Il Covid ferma anche la storia d'amore di una delle più celebri rievocazioni storiche, la partita a scacchi a personaggi viventi di Marostica. Abbiamo dovuto fare in modo che la sicurezza delle persone, dei figuranti e di tutte le persone che si adoperano per far sì che questo spettacolo vada in scena sia una priorità. Quindi priorità massima alla sicurezza, abbiamo deciso di spostarlo al 2021, 10, 11, 12 settembre. Tutto slitta al 2021 e poi nuova edizione subito l'anno dopo, nel 2022. È la prima volta che succede, mai la partita a scacchi è stata fermata, ma l'emergenza sanitaria questa volta lo impone. Le persone che hanno acquistato il biglietto è valido per lo spettacolo dell'anno prossimo, stesso giorno, stessa ora, o comunque potranno chiedere eventualmente all'associazione di cambiare il giorno dello spettacolo tramite un voucher nei termini previsti dal decreto rilancio, quindi 30 giorni di tempo per chiedere un eventuale cambiamento. Spostato al 15 settembre 2021 anche il concerto di Andrea Bocelli, che doveva tenersi sempre quest'anno in Piazza degli Scacchi. Certo, 2 brutti colpi per la città di Marostica e per il suo indotto turistico. Un'estate ricca di iniziative che puntava a 90.000 presenze, vendendo tutti quanti i biglietti dei vari concerti e partita a scacchi. Sicuramente sarà un'estate particolare. Rinviare la partita a scacchi è una scelta storica, fino ad oggi non era mai stato fatto, però la sicurezza delle persone ha sempre la precedenza.
Abbiamo sentito il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, insomma il rammarico per il rinvio di una manifestazione così importante anche dal punto di vista turistico è forte, ma la sicurezza e l'emergenza sanitaria sono preponderanti in questo caso, quindi non bisogna abbassare la guardia. Vedremo la partita a scacchi l'anno prossimo, come molte altre iniziative. Servono invece iniziative forti da parte dei comuni per riattivare un po' quelli che sono i flussi anche nei centri delle nostre città. Vediamo per esempio cosa ha deciso di fare il municipio di Vicenza. Hashtag Vicenza riparte. Nel post-Covid parcheggiare in città è più facile. Un patto anticrisi tra Palazzo Trissino, AIM e i commercianti grazie a tariffe agevolate per la sosta in centro. Intendiamo favorire non solo la permanenza in centro storico e nei quartieri, ma soprattutto l'acquisto all'interno dei negozi oppure la permanenza all'interno dei bar e ristoranti. Abbiamo voluto facilitare, diciamo così, l'accesso al centro storico, ma non solo l'accesso, anche l'acquisto nei negozi del centro storico e della periferia, anche per dare un segnale di aiuto ai commercianti che tanto hanno sofferto in questo momento e per far ritornare i cittadini vicentini, ma anche i turisti, speriamo prima possibile, nel centro storico di Vicenza. Il meccanismo è molto semplice. Chi utilizzerà l'app, che permette di sostare nelle strisce blu e nei parcheggi a sbarra del comune di Vicenza, riceverà uno dei 20.000 coupon omaggio di AIM Mobilità, distribuito dalle attività commerciali aderenti all'iniziativa. Il coupon vale €1 e consentirà di ricaricare l'app AIM Facile utilizzando lo smartphone. Il coupon, c'è una sezione apposta che si chiama Inserisci il coupon. Cliccando su Inserisci il coupon si apre uno spazio dove andrà digitato il codice che è riportato sul retro del coupon. Questo automaticamente ricarica €1 sul credito da spendere in sosta. Ma non finisce qui. Viene confermata la tariffa agevolata dei parcheggi a sbarra dalle 18 alle 20, quando un'ora di sosta costerà solo 50 centesimi e infine viene dimezzato il costo, sempre dei parcheggi a sbarra, nella fascia oraria della pausa pranzo tra le 12:30 e le 14 dei giorni feriali, per incentivare la clientela a fermarsi in città per pranzare in uno dei locali del centro. Questo, lo ricordiamo, era uno dei punti del contratto firmato dal sindaco con Rete Veneta. Al punto 2, infatti, c'è l'impegno ad abbassare il costo dei parcheggi prevedendo degli orari di tregua. Un aiuto alla ripresa è una prima misura, delle prime misure che abbiamo adottato, ne faremo anche delle altre naturalmente nei prossimi mesi per sostenere il commercio, le attività di ristorazione, tutte le attività che prevedono l'arrivo nei quartieri, non solo in centro storico, nei parcheggi a pagamento. Questa era una delle molte iniziative che i comuni veneti stanno portando avanti per riattivare un po' quella che è la vita nei centri storici. Noi fra meno di 10 minuti avremo il presidente del Veneto Luca Zaia in collegamento qui sul canale 18 e in streaming sui social di Rete Veneta, quindi state con noi, facciamo una brevissima pausa, torniamo fra poco. Bentornati alla nostra diretta, vi lasciamo subito al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che è arrivato un po' in anticipo. Navalesi, al quale poi darò la parola e presenterò anche come deve essere presentato un punto di riferimento nazionale e internazionale, perché comunque i numeri che abbiamo avuto sulle terapie intensive, il governo delle terapie intensive la dice lunga su come sia stata gestita anche questa partita. Ma lascio la parola poi al professor Navalesi, che sarà anche a disposizione dopo un breve intervento anche per delle domande. Passerei subito a presentare il bollettino di oggi, in modo tale che poi recuperiamo nei tempi. Allora, il totale tamponi sono 720.533. Sono 13.099 tamponi più di ieri. Le persone in isolamento continuano a calare, sono 1.145. Vi avevo detto che nel giro di una settimana, 10 giorni andavamo a zero, vedete che sta calando vorticosamente. Abbiamo delle giornate anche con meno 250 persone, meno 80 comunque rispetto a ieri. Il numero delle persone positive nel nostro bilancio veneto è 19.174.
Ieri erano 4 i positivi in più, oggi sono 6. Quindi se voi rapportate il 6 ai 13.000 tamponi, facciamo un vuoto per pieno, vuol dire che è lo 0,3 per 1000, giusto? 6, 6, 12 più o meno, anzi meno ancora, più 0,3 per 1000. E questo vi dà una dimensione del livello di contagio. 0,3 per 1000 vuol dire che in via teorica una piazza di 3.000 persone potenzialmente ha quasi un contagiato. I ricoverati in area non critica sono 347, dei quali, vi ricordo, solo 96 sono Covid sui 347. Eccole qui le terapie intensive. Il professor Navalesi riuscirebbe a farsi una lezione su questo e mi perdonerà. Sono 20 in tutto il Veneto, meno 1 rispetto a ieri, come vedete. Abbiamo solo 2 Covid, 2 pazienti Covid sui 20. Quindi in teoria noi abbiamo sostanzialmente ripulito le terapie intensive dalla partita del coronavirus. Avevamo centinaia di malati qualche settimana fa, insomma un mese fa, o più di un mese fa. I dimessi in totale in Veneto sono 3.418, più 15 rispetto a ieri. La nota dolente, il totale dei morti, 1938, sono più 4, morti, di cui morti in ospedale 1389. E i 4 decessi li abbiamo avuti ovviamente tutti in ospedale. I nati sono 91, nelle ultime 24 ore in Veneto sono nate 91 persone. Allora, guardate, questo è un bollettino che conferma il trend in discesa, le curve che abbiamo visto e il modello matematico che stiamo seguendo, fatto in casa, è seguito dall'assessore Bottacin, ma è fatto in casa, fin dal primo giorno, proprio quando si dice no, in house, qua c'è proprio veramente in house, qua non c'è proprio nulla venuto da fuori, e direi che funziona, perché se ci pensate, il modello che avevamo a febbraio, vi ricordate che vi dicevo avremmo gli ultimi pazienti residuali alla volta dei primi di luglio, ma accadrà proprio questo, che avremo 1, 2, 3 pazienti verso fine giugno, ma diciamo la grande scrematura sta avvenendo ed è anche avvenuta in buona parte. Avete visto l'ordinanza di ieri, vi confermo che c'è molto interesse rispetto all'apertura delle scuole per l'infanzia, quindi della 0-3 anni. Vi dico anche che stiamo lavorando anche sulle altre linee guida, teatro, cinema ce le abbiamo già, sta lavorando sulle altre linee guida riferite ad esempio al mondo degli spettacoli, le discoteche, le case da gioco, abbiamo già linee guida, abbiamo in redazione quelle dei casinò, e questa sarà un'ulteriore ordinanza che andremo a stilare, però ci riserviamo ancora di vedere l'evoluzione del contagio in queste ultime giornate, insomma in questo frangente settimanale. In generale l'invito che faccio sempre è quello di dire ai cittadini di portare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove c'è assembramento, dove ci sono più persone. Cittadini mi dicono cosa vuol dire assembramento? L'assembramento non è che lo dobbiamo codificare con un'ordinanza, l'assembramento è la coda al supermercato, l'assembramento è la coda all'ufficio postale, in un ambulatorio, l'assembramento è l'attesa fuori da un negozio di qualsiasi natura, insomma dove comunque non si riesce a garantire una distanza sociale che sia superiore al metro. Noi pensiamo che si possa chiudere definitivamente questa partita con il mese di giugno. Lo dico da un punto di vista di ordinanze di apertura, vi ricordate abbiamo ancora le sagre, le fiere, insomma tutte quelle attività. Noi ci siamo dati come benchmark giugno per chiudere tutta la partita delle ordinanze, con una fase intermedia che è quella del 15 giugno per alcune attività tipo gli spettacoli. Però ci riserviamo di vedere ovviamente questo fine settimana all'inizio della prossima per vedere anche l'evoluzione. Siamo preoccupati del fatto che ancora non c'è chiarezza sull'apertura delle frontiere. Guardate, la partita delle frontiere è una partita importante. Noi siamo dell'idea che le frontiere debbano essere aperte. Vi ricordo che il Veneto, e non è, come si può dire, una visione
meramente speculativa di dire noi vogliamo far soldi, punto e basta. No, con molto senso di responsabilità, anche perché siamo quelli che hanno seguito responsabilmente in questi 105-106 giorni il coronavirus. Con altrettanta responsabilità vi dico che io non ho nessuna intenzione di rifar piombare il Veneto nelle settimane buie di marzo. Poi il professor Navalesi ve ne parlerà. Io ho compiuto gli anni il 27 marzo, è stato forse il peggior compleanno della mia vita, cioè avevamo il picco delle terapie intensive, avevo in mano un modello matematico che mi diceva che da lì a pochi giorni potevamo arrivare a 600 malati Covid nelle terapie intensive del Veneto, quindi massima responsabilità, però le frontiere vanno aperte. Ancora non c'è nessun segnale, è inammissibile, è incomprensibile che i fratelli austriaci che fanno parte delle nostre famiglie, cioè avete visto 2 turisti al Cavallino che hanno detto da 40 anni che veniamo qua e sono tornati anche per il 40° anno, no? Cioè voi capite che non c'è, cioè ormai c'è un unicum, no, con queste comunità. L'Austria è una di quelle, come la Germania. Pensare che abbiano dei governanti che invece remano contro vuol dire che non hanno neanche capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rousseau, non hanno neanche capito cosa voglia dire rappresentare i propri cittadini. Noi non siamo gli untori d'Europa, anzi poi so che il professor Navalesi potrà dirvi anche dei riferimenti personali che lui ha di altissimo valore scientifico rispetto alla Cina. Cioè noi abbiamo avuto il demerito, o meglio la sfortuna, ma anche il grande merito di aver provato il coronavirus in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Siamo stati i primi. E quindi molte delle buone pratiche di terapia intensiva, di malattie infettive, delle subintensive, noi abbiamo messo in piedi 1200 letti di subintensiva, non se ne parla mai, i caschi, i CPAP e tutte le attività che facciamo, e i Covid Center eccetera. Noi li abbiamo sperimentati, selezionati, decisi quando ancora non c'era il libretto uso e manutenzione del Covid, non c'erano le istruzioni per l'uso. Vi ricordate il dibattito quando io ho deciso di chiudere Schiavonia? Sembrava una follia, no? Ne abbiamo chiusi altri 9 poi, oltre a Schiavonia, di ospedali per dedicarli ai Covid Center. Voi pensate che chi è arrivato dopo 20 giorni, un mese, 3 settimane, si è ritrovato già uno storyboard, no? Dice, boh, si fa così perché quando arriva devi fare i tamponi, devi mettere le mascherine, devi mettere in sicurezza, devi fare magazzino, i respiratori, e devi capire che i pazienti, se puoi, li devi curare a casa con l'idrossicloridina e quindi con l'antimalarico, i protocolli sperimentali, 8 protocolli sperimentali, avete visto la professoressa Tacconelli che è venuta qui, inviterò la dottoressa Catelan, altra colonna delle malattie infettive, e poi altri professionisti, perché è giusto rendere omaggio a coloro che comunque hanno fatto la differenza, è fondamentale questo. Però le frontiere devono essere aperte, non esiste che stiano lì a pettinare le bambole, non esiste che stiano lì a pettinare le bambole, perché io capisco che c'è sempre qualcuno che si agita, però ragazzi, lo vedete anche voi, 0,3 per 1000 l'incidenza di contagi sui tamponi fatti, la virulenza, definiamola così, che non è più quella di prima, perché il virus c'è, è innegabile che c'è il virus, no? Ormai lo dicono tutti i clinici, il virus c'è perché se becco 4 contagiati vuol dire che il virus c'è. Ma 4 contagiati nelle settimane di febbraio-marzo lasciati liberi, abbiamo visto cosa creavano. Oggi vediamo che la virulenza, come c'è uno dei concetti della virologia, la virulenza è sicuramente meno aggressiva di come lo era prima. Le motivazioni non ve le so dire, no? Perché ogni volta che vi dico, vi faccio la lista delle motivazioni, poi c'è sempre qualcuno che prende quella che fa più polemica. Ci sono molte idee. E nel rispetto del mondo scientifico di certo non vengo io a dirvi qual è la soluzione, però la scienza ci insegna anche di avere apertura mentale, no? Perché chi fa ricerca non è che può andare con un'idea e batte la testa contro il muro finché la sua idea non è confermata, cioè va e poi studiando, sperimentando si amplia. E quindi veramente invito il governo di fare in modo che si aprano le frontiere. Per quanto riguarda il rapporto tra regioni è un rapporto solido, stiamo lavorando bene tutti assieme,
si è consolidato peraltro un grande gruppo di lavoro con i colleghi presidenti. Avete visto che abbiamo risolto anche gli ultimi aspetti delle patenti di immunità o quant'altro, e si va verso una direzione, insomma, che l'Italia è pronta per come si può dire, fra virgolette, accogliere tutti i turisti che vogliono venire qui da noi, e siamo attrezzatissimi e siamo pronti anche per partire con un piano di promozione, ma verrà l'assessore Caner a rappresentarvelo. Domande che poi vi presento, professor Navalesi. Pederiva, Tosato, per ora. Buongiorno Presidente, ho 2 domande politiche. La Prego. prima, intanto, il Partito Democratico questa mattina ha fatto una conferenza stampa per chiedere 2 cose sostanzialmente. Una è che lei, Presidente, dica una parola chiara rispetto alla volontà o meno di accedere al MES e quindi ai 3 miliardi che potrebbero essere riservati a questo territorio, complessivamente parlando, non solo per l'ospedale di Padova ma anche per altre eventuali operazioni sanitarie. La seconda è la richiesta di revocare la delibera che anticipa al 30 giugno la revisione dei posti letto. La delibera di metà maggio che... Ecco, allora se potete rispondere su questo, nel senso che si parla di un taglio di 660 posti letto nell'attività straordinaria e pazienti a Extraveneto e un aumento invece di 270 posti per il privato. Grazie. Ma guardate, questo lascio all'assessore Lanzarin, che è efficientissima, segue bene la sanità e ha dimostrato in questi anni, insomma, di non aver mai fatto casini. E quindi anche non voglio sentir dire che si tagliano i posti letto, perché chi dice queste robe qua non conosce neanche il DM70. Ogni tanto salta fuori qualcuno che dice ma la Regione Veneto ha tagliato posti letto. No, la Regione Veneto si è adeguata a un decreto ministeriale 70 come tutte le regioni italiane, che prevede un tot di posti letto 3 per 1000 se non ricordo male, 3 per 1000 che più 0,5 di riabilitazione, e sono parametri nazionali ai quali si debbono assoggettare tutte le regioni. È come la fandonia che avevamo dimezzato le terapie intensive prima del Covid. Allora, capite che se uno non sa leggere neanche le tabelle, questo è un problema che non è mio. Detto questo, rispetto al MES, il MES vorrei dire che non lo decide la Regione del Veneto o la Regione italiana, deve decidere il governo se lo vuole accettare o no. Quindi ci dicano se lo accettano, punto e basta. E questa... sarebbe favorevole all'utilizzo? Ma guarda, io ti ho sempre detto, esprimo la mia considerazione quando vediamo i vincoli che ci sono. A tutt'oggi vedo che c'è un andare e vieni di andare e venire di notizie spesso contrastanti su questa partita. Non ne faccio una polemica, ma è come se qualcuno venisse a dirvi, cioè andasse in un comune e dicesse lei accetta i fondi comunitari POR, e il sindaco ti risponde chiedetelo a Zaia, è lui che li chiede l'Europa, no? Cioè, dopo quando Zaia ce li ha in cassa, allora vi dico quali sono le condizioni per girarli alla regione. Ma a tutt'oggi noi, guardate, sia sui 172 miliardi di euro, ma non faccio polemica, cioè certo che bisogna essere disperati, perché se l'unica domanda che sai fare al Presidente della Regione è del MES, infatti a casa saranno lì tutti preoccupati a pensare cosa rispondo sul MES, cioè, ma io non ho neanche capito che problema è. Cioè, se il governo, è un problema del governo, decide di portarseli a casa, vorrà dire che il governo ha deciso che sono un affare, punto. Mi avete mai sentito contestare modalità o quant'altro? Ma non spetta a me decidere del MES. La seconda e ultima domanda, in queste ore fanno discutere le parole di Pierluigi Bersani pronunciate ieri sera in un programma televisivo, quando ha detto se ci fosse stato il centrodestra al governo non sarebbero bastati i cimiteri. Come commenta queste dichiarazioni? Ma guarda, allora, premesso che davanti a tutti questi morti io avrei evitato, dico che ci vuole rispetto per i morti, rispetto per le persone che hanno sofferto, e poi ve lo dirà il professor Navalesi cosa significa il post-Covid per molti pazienti che sono passati per le terapie intensive. Spero che sia solo un'infelice uscita. Dopo, sapete, in Veneto c'è un detto, prima di parlare tasi, e penso che sia sempre buon adagio. E Filippo Tosato e poi la collega. Sì, buongiorno Presidente. Per ricapitolare un attimo, buongiorno, anche per magari per dare qualche certezza in prospettiva alle categorie. Se ho ben capito, per il 15 potrebbe essere la volta degli spettacoli, quindi di teatri, di cinema. C'è un sacco di occupati che non... Certo. E poi abbiamo tutto il tema del gioco,
anche lì ci sono migliaia di persone, soprattutto stagionali, ragazzi, ragazze, cioè, vi ho detto ieri che non lega da qualche parte che qualcuno dice Zaia difende il gioco, io non entro nel merito e rispetto le idee di tutti, ma queste sono attività autorizzate, fra l'altro sono anche, come si può dire, vivono di agio statale, cioè nel senso che girano pari pari e quindi danno anche gettito fiscale. Quindi diciamo il 15 possiamo indicarlo come data indicativa. Indicativa. Poi seguiranno entro il mese. La chiusura entro il mese di quello che sono i grandi assembramenti, che sono, se possibile, fiere, spettacoli, sagre e tutte queste robe. E anche, abbiamo detto, sale da gioco, sale bingo e casino entro il 15. Sì. Io direi che se riusciamo, se i dati epidemiologici vanno nella direzione giusta, di chiudere la partita delle autorizzazioni per fine giugno. Sì. Ecco. Poi con la gradualità da arrivare a fine giugno, ma per fine giugno. Diciamo che se i dati fossero quelli di oggi, sarebbe possibile. Se si conferma la situazione, sì. Io avrei anche, non tanto una domanda, ma una segnalazione. Prego. Per l'assessore Lanzarin. Prego. Che è arrivata, mi sembra una cosa sensata. La responsabile di una comunità per bambini disabili, autistici e Down dice sostanzialmente grazie che ci avete dato la possibilità di ripartire, però i nostri bambini, i nostri ragazzi non riescono a rispettare la distanza e abbiamo anche esigenze di avere più educatori per gruppo, per ovvie ragioni. Forse uno ogni 5, no? Sono in difficoltà sia per le distanze che per il rapporto, forse una riflessione andrebbe fatta, insomma. Te l'ho segnalata, assessore, ma credo che il Presidente l'ha già detto, cioè le linee guida saranno in evoluzione in base all'andamento, anche rispetto, io credo, insomma, su questo settimana prossima il gruppo di lavoro tecnico si ritroverà di nuovo e faremo delle valutazioni anche su questo. Anche perché scade il 20 giugno, fra l'altro, quella 21, cos'è? Il 21 giugno. Ne approfitterei, scusate, se rispondi anche alla Pedriva, così proseguiamo col resto. Cioè non ho visto cosa hanno dichiarato il Partito Democratico, leggeremo le dichiarazioni per bene, poi vedremo, ma comunque è sempre l'interpretazione che danno sui numeri, sui dati, insomma mi sembra che siano cose già note, insomma. Cioè quei numeri sono corretti comunque, quelli che dichiarano? Cioè, le hai dette così, devo quindi capire un attimo che numeri stanno dicendo, ma poi li verifichiamo, però insomma mi sembra che sui posti letti, insomma, abbiamo a più riprese, insomma, già dato, insomma, le indicazioni rispetto a quello che veniva scritto, quindi lo faremo di nuovo. Altre domande? La collega che vedo sbucare, ecco. Scusi Presidente. Buongiorno. Niente, mi segnalano, io sono solo portavoce di una domanda di una persona anziana che era abituata, c'è un problema insomma nella prenotazione presso le farmacie delle prestazioni ospedaliere, sì, oppure delle visite di cura eccetera, e anche dei pagamenti. Io ho fatto una verifica telefonando ad una farmacia abbastanza grossa a Mestre che di solito svolgeva questa attività e dice ci stiamo organizzando. Come mai c'è questo ritardo? Perché non glielo so dire. Perché il servizio c'è, non so cosa voglia dire ci stiamo organizzando, se è riferito a un problema aziendale della farmacia o della USL. Ha detto su Mestre, se dopo ci dà il nome della farmacia, sì, partiamo da lì e capiamo. E questa persona invece chiamava da Dolo e la stessa cosa aveva questa problematica. Guardi, c'è il dottor Dalben che sicuramente ci ascolta, vediamo sì, se riesce a raggiungerci magari tramite l'assessore e darci una risposta rispetto a questo. Perfetto, ecco un'altra sempre da parte di persone che volevano una chiarezza. Io avevo già scritto, avevo già fatto questa domanda, anzi era stato lei, Presidente, che aveva assicurato che i nonni possono accompagnare, certo, i bambini. Volevamo una riconferma, sì, perché sì, poi sì. Io ho fatto il titolo, se è venuto fuori un vespaio, qualcuno ha detto ma sarebbe meglio di no, allora le chiedevo... No, abbiamo detto ove è possibile, nel senso che vuol dire che i nonni possono andare a portare i bimbi, lo dichiaro, ma c'è scritto nelle linee guida. Certamente, era solo una conferma, grazie. Prego. Ok. Sì, allora guardate, io vi ringrazio e vi passo la parola al professor Paolo Navalesi.
L'ho anche spento. No, ma ogni tanto prende anche il suo quando parlo. E dopo parlate dell'app Immuni, qua che è tutto... Allora dicevo, professor Paolo Navalesi, che è genovese, nato a Genova, e si è formato a Genova, si è specializzato alla scuola del professor Gattinoni, giusto, a Milano, e ha avuto esperienze internazionali, stiamo parlando di un guru della terapia intensiva, è stato 2 anni a Montreal, fra l'altro fra le sue esperienze, ha avuto, e mi farebbe piacere se magari questa mattina fa un accenno anche di qual è stata il ponte creato, e anche qui il mutuare le buone pratiche rispetto a Wuhan e ai colleghi che lui con i quali ha intrattenuto rapporti quotidiani. E è stato il primo a parlare, questo ve lo voglio dire perché poi lui, magari il prof per modestia non ve lo dice, è stato il primo a parlare a livello nazionale del fatto che non si parlava solo di polmonite. Vi ricordate che siamo partiti con la polmonite, no? Vabbè che ne abbiamo sentite di tutti i colori, però il prof ne ha detta una che è assolutamente diventata una pietra miliare, cioè il tema delle trombosi, e quindi il tema dei coaguli e tutto quello che ne conseguiva nella fase, nel durante e anche nel post guarigione, perché comunque poi lascia dei postumi. E quindi, senza star qui a tirarla lunga, il prof è ordinario di anestesia e rianimazione all'Università di Padova, è direttore della scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione all'Università di Padova ed è direttore dell'Istituto Anestesia e Rianimazione, sempre a Padova. Il prof è stato il nostro faro per quanto riguarda tutta la politica che in questi 105 giorni, diciamo nella fase soprattutto quella del pathos, della preoccupazione, è stata la presa in carico e poi fare quelle che erano le linee guida nell'atteggiamento di cura, di presa in carico dei pazienti più problematici. Il professor Navalesi rappresenta, diciamo, la fase più critica del paziente, perché il paziente che esce dalle malattie infettive in maniera problematica passa per le subintensive e poi ha, diciamo, l'ultimo traguardo da passare è quello della terapia intensiva, quindi pazienti problematici, pazienti ai quali si salva la vita, perché senza terapia intensiva sono pazienti che muoiono, ma soprattutto vorrei ricordare pazienti sintomatici con il virus che si taglia con il coltello, nel senso che l'emissione, la carica virale è una carica virale importante. Cedo la parola, prego. Parlare il più vicino possibile, grazie. Sì, innanzitutto ringrazio il Presidente e l'assessore per il cortese invito, mi fa molto piacere, mi sento quasi confuso dalle parole, ringrazio davvero sentitamente, l'ho anche già fatto. La terapia intensiva rappresenta per alcuni versi la sconfitta del sistema, perché troppi malati in terapia intensiva significa che qualcosa non ha funzionato prima. Noi abbiamo avuto in Veneto al massimo un rapporto fra ricoveri totali e ricoveri intensivi del 20%. Se date un'occhiata, è probabilmente tra i migliori d'Italia, se non il migliore, adesso non voglio entrare nei dettagli. Oggi siamo come numero di positivi, sono 20 i totali Covid, ma i pazienti infetti sono 2. Quindi oggi, così anticipo perché qualcuno mi farà la domanda, c'ha ragione il mio amico Alberto Zangrillo, clinicamente sta roba qui non c'è, perché 2 pazienti vi garantisco che ho più pazienti con infezioni batteriche da multiresistenti, ma molti di più nella mia terapia intensiva di quanti non ne abbia tutta la regione per il problema del Covid. Quindi oggi il problema è sotto controllo. Nessuno di noi ha la bacchetta magica, quello che possiamo fare è cercare di tenerlo sotto controllo con dei comportamenti virtuosi, però davvero dal mio punto di vista è una cosa dietro le spalle, insomma io sto già guardando avanti, ne stiamo facendo, parlo ai trapianti, tutto, insomma il Covid è niente in questo momento. Fatta questa premessa è stata una scommessa importante e raccontata al Presidente, è vero, io
anzi io ricordo c'è lì la dottoressa Gornik, se non sbaglio, che mi fece un'intervista e le dissi: guardi, non è una polmonite, perché mi fece quella domanda. Io avevo appena finito una conferenza telefonica col collega di Wuhan, di cui sono amico per una serie di ragioni, che mi ha raccontato tutto quello che avevamo passato. Noi stavamo iniziando per me. Nello stesso giorno mi scrive Nicola Hill da Boston e mi dice: amico caro, tu stai iniziando, mi dici che cosa devo fare? Io ho detto: Nick, non lo so, noi abbiamo fatto così, vedi tu, ti saprò dire fra una settimana. Quindi in tutta questa cosa c'è stato un collegamento continuo. Io il 16 di febbraio ero a Berlino, abbiamo parlato di questa cosa, il 19 ero a Riyadh perché c'era una conferenza sulla MERS, che è parente dei cammelli invece che dei pipistrelli, cose. E vi devo dire in tutta onestà che nulla di quello che è successo io me l'aspettavo, che non mi aspettavo quella patologia, che avrei scommesso su qualcosa che somigliava all'H1N1 e ho sbagliato in pieno, che ero pronto a fare 150 ECMO e ne ho fatti 2, e forse, se devo dare così una visione, a un certo punto abbiamo iniziato a guardare, noi intensivisti, con occhi di bambino questa cosa, cioè come qualcosa che dovevamo guardare come una novità, come qualcosa che non ci apparteneva, e davvero è una cosa che io non avevo mai visto prima e spero di non rivedere più. Quello che devo dire, penso di averlo detto. Allora, Sacco, Emiliano, Gornik e poi proseguiamo. Professore, mi lasci dire che è di estremo interesse averla qui oggi per varie ragioni. La ringrazio, troppo buono. No, ma non è un salamereco, perché finalmente si può entrare nel merito di quella che è stata proprio un cardine del contrasto medico al Covid. Allora, io ricordo che lei è stato citato in più occasioni durante questa cosa, ma io ne voglio segnalare 2. Da una parte il direttore della sanità, Domenico Mantoan, l'ha citata perché ha detto: dal professor Navarresi io ho ricevuto delle indicazioni che sono state determinanti nel dosare i ricoveri dei pazienti, cioè usufruire di un ventaglio di cure, le semi-intensive, le malattie infettive, evitando di riempire i reparti di terapia intensiva, che anche pressoché raddoppiati in termini di posti letto, ma rischiavano la saturazione con gli esiti che sapevamo, e mi interesserebbe un suo focus su questo. Secondo aspetto, a un certo punto ci fu una polemica nel bel mezzo che lei ricorderà, nel bel mezzo della crisi, allora emerse una lettera che aveva anche lei tra i sottoscrittori, certo, che segnalava, credo riportasse un'indicazione della Società Nazionale degli Anestesiologi, mi correggo se sbaglio, e diceva: guardate che se l'emergenza non riusciamo a imbrigliarla, dovremo anche porci la questione di valutare le speranze di vita dei pazienti, cioè se i posti letto a un certo punto sono saturi dobbiamo fare delle valutazioni. Questo suscitò un certo effetto, perché qualcuno magari frettolosamente disse: ma allora salviamo i giovani e le persone più avanti con l'età le sacrifichiamo. Ecco, sì. ci fa il punto anche su questo. Certo, mi piace. Allora, cominciamo dalla prima parte. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il dottor Mantoan per queste parole. Io, tra parentesi, non lo sapevo, glielo dico con franchezza. La cosa è stata molto semplice. Io mi sentivo tutti i giorni coi colleghi di Milano, che stavano una settimana avanti a noi, non so se poi avanti è il termine giusto, forse peggio di noi, e abbiamo cercato di fare tesoro della loro esperienza, delle loro difficoltà, e devo dire
prendere in considerazione quell'esempio. Noi a un certo punto ci siamo posti una domanda, dobbiamo valutare nella forbice della vita fra la migliore delle situazioni possibili e la peggiore. Io ho chiesto e mi è stato risposto dal dottor Mantoan: noi consideriamo la peggiore e poi speriamo nella migliore. Mi è sembrato un ragionamento sensato. Quindi noi abbiamo fatto tutti i calcoli giorno per giorno per programmare quello che dovevamo fare su quello che stava succedendo in Lombardia, né più né meno. Quindi un calcolo molto semplice, non è che ci fossero cose da scienza spaziale. 2, io sono stato richiesto, e l'ho fatto, di produrre delle linee guida, perché mi sembra le linee guida sono un sacco di parole spesso inutili. Ho scritto 2 flowchart, la prima è uscita a febbraio, dove ho preso semplicemente le indicazioni classiche nei confronti della patologia polmonare e le ho tradotte in una scaletta che chiunque potesse seguire. Devo dire col senno di poi, qualche errore ce l'ho messo dentro, però sono errori che ho condiviso col mondo scientifico nazionale e internazionale, perché io mi sono consultato con tutti prima di scrivere quelle cose lì, non sono un parto del mio... E alcune cose oggi non le rifarei, ma del senno di poi sono piene le fosse. Il 2 o 3 di marzo in Azienda Zero c'è stata una riunione del CTS e abbiamo visto che per la prima volta eravamo sotto di 2 o 3 letti, cioè avevamo problemi a ricoverare pazienti. E guardi, non mi ricordo di chi è stata l'idea, non è cosa. E il ragionamento però che è stato fatto, direi che è stato un ragionamento condiviso e quindi non me ne assumo la paternità, è stato questo: in Lombardia hanno riempito le terapie intensive e in attesa di aumentare i posti letto hanno gestito i pazienti nelle cosiddette subintensive, in unità spesso improvvisate, con procedure meno invasive, perché per fare la terapia intensiva servono dei letti che hanno una dotazione tecnologica che gli altri letti non possono avere. Allora, siccome mi stavo accorgendo, io lavoravo, facevo il giro tutti i giorni, che stavo ricevendo, per colpa del protocollo che avevo scritto io, che prevedeva il passaggio dalle malattie infettive alla terapia intensiva, io stavo ricevendo anche malati che potevano essere gestiti in una fase intermedia. E quindi ci siamo inventati, e lì però una parola, mi permetta, non è per piacere, abbiamo anche avuto il professor Vianello che nel giro di 2 giorni ha messo in piedi, a Milano si dice, perdonate, un cinema che voi non ve lo immaginate nemmeno, perché non c'erano, hanno aperto una marea di letti, hanno risposto veramente bene, quindi chapeau. Abbiamo semplicemente creato un'intercapedine fra le malattie infettive e i letti di terapia intensiva. Questo ci ha però permesso, uno, ho immediatamente cambiato le indicazioni. Se lei guarda, non mi ricordo che giorno di marzo, ma eravamo agli inizi, cambiano le indicazioni regionali e si introduce nel percorso di gravità la fase intermedia. E lì abbiamo fatto la differenza. Lei vedrà una forbice, guardi, se vuole, è un articolo che mi hanno richiesto da una rivista scientifica internazionale che abbiamo pubblicato anche con Azienda Zero, come ha risposto il Veneto al problema delle terapie intensive. Guardi, dice la chiave, noi in 2 giorni abbiamo una forbice fra necessità di ricovero in terapia intensiva e letti disponibili. E le dirò di più, io come clinico non ho mai avuto il problema di non ricoverare un paziente perché non c'era il letto. E adesso vengo alla seconda parte. Posso dire una roba? Scusi, no, lo vorrei dire perché sennò non c'è completezza dell'informazione, mi perdoni, sulla subintensiva. No, perché siccome poi c'è purtroppo sempre l'idea della sintesi di dire che quelli che governano non fanno nulla. Nel frattempo noi avevamo comprato CPAP, caschi per centinaia di postazioni. Cioè questa scelta sulle terapie intensive che arriva giustamente dalla comunità scientifica ha trovato i magazzini pieni di attrezzature che abbiamo comprato e qualcuno diceva che eravamo folli a comprare tutta questa roba. Noi abbiamo comprato camionate anche quando non si trovavano
Io ricordo che sui CPAP forse viaggiavamo a 400-500 pezzi, quindi il magazzino c'è stato, abbiamo portato a casa un sacco di roba e quindi si è attivata questa scelta, se no non si faceva nulla. Confermo, perché noi il 20 di febbraio abbiamo fatto... mi è stata data una lista del materiale disponibile al Ministero, erano per lo più, non so, avanzi, frattaglie, per cui li abbiamo bocciati quasi tutti. Abbiamo preso tutto quello che era prendibile, di fatto poi a Padova abbiamo rifatto una rianimazione con i ventilatori, ma scegliendo solo cose che potessero avere una qualità. Io ho partecipato su richiesta della Regione alla richiesta e sono stato larghissimo perché ho chiesto, mi hanno detto scenario peggiore. Prima che qualcuno, siccome io sono, avete pazienza, sono di Genova e quindi noi non ci fidiamo mai di nessuno, ci fu anche una casa farmaceutica che offrì un supporto e attenzione, se voi andate a guardare le mie pubblicazioni, io sono l'inventore di un casco da ventilazione non invasiva e percepisco royalties perché ho venduto il brevetto. Poi ci tengo a dirlo, io nel trimestre del Covid ho avuto la metà delle royalties degli altri periodi perché non ho ordinato un solo pezzo di quelli che mi davano royalties. Fatto bene a dirlo. Ma guardi, qualcuno mi dice minchione, mi scusi il termine, però io siccome sapevo che un giorno o l'altro sta roba sarebbe stata un tir con cui faceva, per cui vi prego di verificare, i conti ve li posso produrre, tutto quello che vi ho detto a prova documentale, compresa la corrispondenza con Boston, lo sto facendo, ho le mail. Veniamo all'altro discorso, mi viene richiesto di produrre un documento per la parte etica che era importante, non era triviale, non era un gioco perché in Lombardia ogni giorno venivano fatte delle scelte. Allora, la SIARTI, di cui io sono il responsabile scientifico, così eliminiamo l'altro conflitto di interesse, mi sottopone un documento di etica che dobbiamo emanare in un'ora. Il documento non ha nulla di sbagliato, è stato a mio giudizio, l'ho detto alla Presidente, non me ne voglia, quindi lo posso ripetere, non è stato presentato bene ed è il motivo, non sono solo, ed è il motivo per cui ho chiesto al direttore dell'anestesia di Belluno, che è uno dei fondatori, il dottor Davide Mazzon, del comitato di bioetica della SIARTI e quindi ne sa infinitamente più di me, e al bioetico dell'ospedale di Padova, di darmi una mano perché avevo bisogno di qualcuno. Io mi occupo di insufficienze respiratorie, poi un pochino l'etica la devo masticare perché fa parte del nostro lavoro, di darmi una mano a contestualizzare quel documento, perché ripetere l'errore di inserirlo in forma brutta, grezza, mi sembrava un errore imperdonabile a quel punto. Avevo già avuto le polemiche a livello nazionale. Se lei legge quelle 2 pagine, io ho fatto anche un'intervista alla dottoressa Zanetti, mi ricordo che è stata completa, perché ho preteso, e devo dire, lei è stata molto cortese, ho detto, guarda, io l'intervista gliela do se controllo anche il titolo, perché siccome mi hanno fregato un paio di volte che ci sono scritte delle cose e poi nel titolo c'è scritto il contrario di quello che ho detto. Che diffidenza, che diffidenza, Madonna, che diffidenza. Guardi, le dirò di più, recentemente un giornale nazionale, una persona gentilissima, cortesissima, aveva scritto un articolo in favore mio, guarda, se non controllo il titolo, niente. Ma un giorno, se vuole, le faccio l'elenco delle famose trasmissioni nazionali a cui non sono andato, perché io ho paura di quelle situazioni. Io penso di essere uno che comunica per lavoro, sono un conferenziere. Però sa, trovarsi con un cantante a una trasmissione nazionale non è cosa mia, sono sicuro di perderla. Ecco. Ci ho detto, quel documento non ha niente di sbagliato e dice solamente
una cosa che se vuole le firmo adesso, che esiste una proporzionalità delle cure ed esiste un'indicazione. Il mio primo decesso per Covid è stato un signore di 86 anni con 5 comorbidità, e guardi che siamo andati a tanto così da farcela, e abbiamo deciso, io e i miei collaboratori, perché le decisioni devono essere sempre condivise quando si tratta di materia di questa importanza come l'epica, che se l'avessimo intubato gli avremmo tolto ogni chance, e abbiamo scelto la ventilazione non invasiva e abbiamo deciso se ce la fa in questo modo, altrimenti non ce la farà, e lo rifarei. Dopodiché siamo umani e io non sono Dio, faccio in scienza e coscienza del mio meglio. Quel documento dice solo che esistono scienza e coscienza, null'altro. Però lo rilegga con attenzione, quella lettera, non per merito mio, ma soprattutto di Mazzoni, ha dentro alcuni concetti importanti, fra tutti la proporzionalità delle cure. Questo vale anche al di fuori del Covid. Esiste quello che gli americani o gli inglesi chiamano ceiling of treatment, il tetto del trattamento. Se vado oltre, vado solo incontro a complicanze. Spero di averle risposto in maniera chiara. Sì, la lettera a cui fa riferimento me la sono riletta stamattina, l'ho ben presente proprio sul capitolo della proporzione delle cure. La domanda però è, siamo arrivati a un passo dal dover fare delle scelte? No, qui no. In altre regioni, ahimè, sì. Guardi, io ho lavorato per anni in Piemonte. In questo momento sto incrociando le dita, ho sottoposto all'Enset, che è una delle più prestigiose riviste, un lavoro perché io continuo a coordinare, bontà loro, la rete. Hanno trattato 550 pazienti fuori dalle terapie intensive, con la famosa CPAP e col casco. Tra parentesi, i risultati sono meglio di quelli che qualcuno ha ipotizzato, malati con dei criteri che qui sarebbero finiti in terapia intensiva. Non ho nessun problema a dirtelo, perché non avevano posti. E lì hanno utilizzato il concetto di proporzionalità delle cure e il fatto che comunque, mi perdoni, lasci stare qualunque altra considerazione. Spero e penso di essere in buona salute, anche se ho un po' di vizi, ma la prego di credermi che se io e mio figlio siamo in 2 letti vicini a Jean Posto, se lei non mette mio figlio in terapia intensiva, io potrei arrabbiarmi seriamente. Questo è un principio che penso ognuno di noi umanamente debba considerare. Noi non abbiamo avuto quel problema. No, l'ho ripetuto più volte. Mai. Emiliano e poi Golnick e Nicolussi. Professore, buongiorno. Senta, questo era un virus completamente nuovo, quindi sconosciuto indicativamente, a quanto ho capito, e siamo stati fortunati per il fatto che c'era un'esperienza che ha anticipato il Veneto, quindi la Lombardia, di circa una settimana. Io quello che non capisco è, mi corregga nel caso, il muro di informazioni, di scarse informazioni che sono arrivate nel nostro Paese, e perché in un ambito così importante, quindi di sanità, che sia mondiale o locale, possa avvenire questo. Cioè, mi domando, se non avesse avuto la Lombardia che girava qualche informazione, a che prezzo, insomma, avremmo... Allora, mi perdoni, esiste una contraddizione, magari non è polemica, in quello che mi dice. Io le sto dicendo che i colleghi lombardi eravamo in contatto quotidiano 2 volte al giorno e ogni tanto erano così stanchi che mi chiamavano all'1 di notte e io, ahimè, dormivo perché non trovavano, ma l'accordo era ci teniamo sempre in contatto, quindi l'informazione c'è stata, cioè noi non siamo mai stati soli, ci siamo sempre parlati. E dopo è toccato a me parlare con Lazio, con le altre realtà, per la stessa ragione, anche perché a un certo punto sarà stata fortuna, sarà stata verità, tutti dicevano, beh, facciamo come voi, siete andati bene. Per cui paradossalmente noi siamo diventati riferimenti, ma l'informazione c'è stata, mi creda,
Io le informazioni più precoci le ho avute dal mio collega che era il professore a Nanchino e che è stato trasferito in un'ora dal governo cinese a Wuhan, perché era la persona più autorevole per farlo ed è stato giusto, tra parentesi, che lo facesse. E si è gestito una tempesta, che altro che quella lombana, che lì si sono trovati in 2 giorni a affrontare veramente. E quindi i collegamenti ci sono stati, ve l'ho detto prima, a me mi ha chiamato da Boston, mi ha chiamato Amsterdam, mi ha chiamato Lisbona, se vuole le faccio l'elenco, ho tutte le mail, ho tutti i WhatsApp. Quindi il mondo scientifico non è stato chiuso, ottuso, eccetera. Noi ci siamo parlati in continuo. Quando ho avuto qualche dubbio su alcuni farmaci che da me arrivavano dopo, sono i miei amici del San Raffaele che li avevano già provati tutti, che mi hanno detto e io ero già orientato, è stato tutto molto più facile, ma guardi che davvero non è mancata la comunicazione. Sembrava che la comunicazione in ambito invece scientifico fosse un po' filtrata, forse è quello che ho letto io, poi ricordo bene ascolti, che sono... un conto è quello che esce, cioè guardi, uno dei più grandi problemi, anzi torniamo al documento di prima, il documento di prima era un documento tecnico da professionisti a professionisti. E l'errore è stato, se lo stesso documento lo prendo e lo mando alla stampa nazionale, infatti è stato un giornale che ha fatto poi nascere il problema, non un giornale, il giornale, era assolutamente incomprensibile. Cioè se io do quella stessa cosa, guarda, mia madre è laureata in matematica, una donna intelligente, ma quando aveva letto quella cosa mi ha detto mi lasciate morire, ma no, ma stai tranquillo, cioè, hai capito? Quindi non è che ne sto facendo, è inevitabile. Ci sono alcune informazioni che sono tecniche e che quindi passano fra i tecnici del settore. Io non so tante cose e non sono in grado di sapere, non le voglio neanche sapere perché non mi tocca. Analogamente avevamo una comunicazione non sotterranea, perché era la luce del sole, ma che riguardava noi. Cos'è che devo dire in giro? Esiste uno stato di ipercoagulabilità che non abbiamo mai visto prima e che dà problemi di microtrombosi che non sono solo a livello del circolo polmonare ma anche epatico, splanchnico, eccetera. Serviva? No, creavo una cosa. Perché il primo lavoro sull'ipercoagulabilità pubblicato l'abbiamo, perché ci sono anche io pubblicato a Padova, sui primi pazienti Covid positivi, e ne abbiamo un altro dove tra parentesi esce fuori che anche quelli che finivano in medicina andavano bene, avevano uno stato ipercoagulativo bestiale, quindi erano a rischio. Questa è stata la grande difficoltà. Però mi perdoni, non so, se io fossi andato in giro a queste robe qua, piantavo su una roba che poi sarei stato frainteso, per cui era giusto tenerlo nell'alveo della conoscenza scientifica. Spero di averle risposto. Grazie. Prego. Professore, mi ha colpito che la frase ha detto io spero non torni più. Sì. Si addentri gentilmente, cosa l'ha colpito? Allora, guardi, cioè, vista la sua chiunque oggi faccia una previsione su quello che succederà a ottobre, per me è un demente. Perché siccome è come lanciare una monetina in aria, io non mi gioco la mia credibilità sul 50% di probabilità, perché quello è. Se chiede a me, stante il mio inguaribile ottimismo nella vita, perché sono stato un uomo fortunato e quindi vedo tutto rosa, no. Credo che anche il mio amico, così lo dico, lo chiamiamo Alberto Zangrillo, siamo molto amici e lo stimo moltissimo, che ha detto una cosa, e quella cosa è stata recepita in una maniera un po' storta, ma ha detto una cosa di buon senso, che quel termine clinicamente morto significa che ci sono 2 in Veneto, il virus è clinicamente morto, 2 pazienti in terapia intensiva, 347 ricoveri, la maggior parte a casa. Mi scusi, l'influenza a febbraio è infinitamente peggio. Se vuole le dico quanti pazienti con l'influenza hanno in rianimazione a febbraio. Sono altri numeri, ma fa parte della naturale storia clinica delle popolazioni, niente di sorprendente. Io non ho idea del clima, io non ho idea di niente, io non ci ho capito più di tanto, non so quello che succederà e soprattutto io non sono un virologo,
non sono io affronto i problemi che conosco e le posso dire solo che a livello di terapia intensiva qualcosina in più lo stiamo capendo, ma lo stiamo capendo, e qui mi perdoni io sono universitario, per la ricerca che è stata fatta, perché quello che abbiamo imparato, al di là dell'esperienza individuale, sono i dati che abbiamo messo insieme e noi collaboriamo con tantissime università nel mondo, perché quella è l'unica maniera per uscire dall'impasse, mi creda. La mia singola esperienza, non so quanti malati ho fatto, 45 anni, non me lo ricordo, guardi, si presta a un sacco di misinterpretazioni. Oggi la mia opinione è che sta roba qui è sotto controllo, però la prego, se a ottobre siamo qua con la festa, io non mi sento di firmare. Prego. Grazie professore. La mortalità in Veneto rispetto alle altre regioni è molto più bassa, anche Galtinoni e Granello che oggi avete citato in una lettera che è scritta in questi giorni, appunto ha scritto che la mortalità in Veneto rispetto a quella lombarda è 4 volte minore. Tutto questo è dovuto soltanto all'esperienza lombarda che voi avete in qualche modo osservato, è la settimana di differenza o a qualcos'altro? Prima domanda. Seconda domanda, però un po' ha già risposto, è l'importanza dell'università e della ricerca nella soluzione o nel cercare una soluzione, e che cosa ne resterà di questa esperienza e appunto come siete preparati per un data di ritorno eventualmente in ottobre, che cosa cambia? Sì, allora cerco di andare con ordine. Alla prima, guardi, quando si parla di mortalità si fa riferimento alla mortalità grezza, o se usiamo il termine inglese cruda. La mortalità cruda o grezza non significa nulla, le spiego in 3 parole. Se io ho ricoverato anche pazienti meno gravi perché avevo posto, la mia mortalità è diversa da chi ha ricoverato solo pazienti in condizioni estreme, è evidente. Cioè se io prendo solo il malato che entra tardi, che ha avuto prima tentativi di vario tipo fuori perché non c'era il posto, lei capisce bene che quando lo intubo è tardi. Noi questo scenario non l'abbiamo avuto, quindi non è questione di essere più bravi e cose. Io penso che il reale passaggio chiave sia stata l'apertura di reparti intermedi, gestiti molto bene alla luce dei numeri dai colleghi pneumologi, di aver avuto anche affiatamento, di non aver discusso mai su nulla, i criteri sono stati condivisi. Guardi che mio figlio di 13 anni, se gli davo quelle flowchart, gestiva il flusso dei malati. E questa è stata, secondo me, la ragione. Non è che io sia meglio del mio collega di Milano, assolutamente, o i miei colleghi del Veneto siano meglio dei colleghi della Lombardia in genere. Noi abbiamo avuto la possibilità di gestire questo, riuso un termine milanese, rebelot in maniera più organizzata. Dopodiché è chiaro che siamo stati fortunati ad avere questo time lag di 7 giorni, se mi permette siamo stati anche abili a sfruttarlo, appunto. Seconda domanda, la ricerca. Sì, guardi, io penso che oggi non si possa fare buona clinica senza ricerca. Ed essendo che io non sono uno che fa ricerche nei laboratori, non faccio sperimentazione animale e ho nella ricerca clinica sul paziente, tra l'altro il mio passato americano fa sì che non troverete un mio lavoro senza l'approvazione del comitato etico, cosa a cui tengo moltissimo, che è un elemento cruciale perché a volte è anche un'ancora ad andare avanti, ma è fondamentale. La ricerca clinica è quello che ci fa fare il salto. Oggi, penso che non lo sappia neanche il Presidente Assessore, abbiamo chiuso un database finanziato dalla Regione del Veneto in cui abbiamo raccolto tutta l'esperienza delle terapie intensive del Veneto. Abbiamo globalmente qualcosa più di 650 pazienti. Ho 2 motivi di orgoglio. Uno, tutti hanno aderito. Quindi abbiamo tutti i pazienti dentro. 2, avremo la possibilità sia di capire quello che è successo,
sia di raccontare al mondo in termini scientifici. Guardi, oggi è meno facile, quello che usciva una trentina di giorni fa, se io uscivo con 3 pazienti mal narrati, finivo sul New England Journal of Medicine. Ci ha chiesto l'editor del New England Journal of Medicine, insieme ai colleghi di Emilia ormai, di mandare l'esperienza dei primi 15 giorni. A causa dei problemi della regione Lombardia, il Veneto li ha mandati tutti. L'Emilia è stata bravina, i lombardi non ci sono andati dietro. Quando abbiamo mandato quello che ci hanno chiesto era l'analisi dei primi 15 giorni, ci hanno risposto grazie, ma ormai ce l'abbiamo a New York, non ci interessa più quello che ci avete detto, perché questa fase noi l'abbiamo già passata. Quindi non sarà facile pubblicare a alto livello, però ci proveremo, perché comunque abbiamo anche questa piccola rendita di posizione che il Veneto è a livello internazionale riconosciuto come una risposta eccellente al problema. La terza dottoressa, mi perdoni, sono... Guardi, spero il meno possibile, perché è stata dura per una serie di ragioni. Io però ho una percezione, anzi, noi oggi non possiamo più lavorare come isole. Io non posso guardare solo i miei malati. Oggi c'è una rete, cominciamo a guardare la regione, abbiamo una rete di terapie intensive che, se lavora insieme, produce non solo qualità clinica ma anche evidenza scientifica. Guardi che oggi un trattamento si dice debba essere evidence based, basato sull'evidenza. L'evidenza va generata e a volte va generata nel contesto in cui è, perché la mia esperienza, il mio obiettivo è trattare tutti i malati che vedo come li tratta il mio collega di Berlino, di Parigi e di Boston, e penso che così stia succedendo, ma al tempo stesso io non posso pensare che siano solo i miei pazienti quelli che debbano essere trattati così. Tutta la rete deve funzionare in questa maniera e quindi dovremo lavorare in rete sempre di più. Spero di averle risposto, dottoressa. Caspita. E la preparazione di ottobre, ascolti, al di là del mio ottimismo, forse un po' di maniera, oggi, se noi abbiamo risposto in pochi giorni, allora io penso che noi oggi siamo in grado di rispondere nel giro di qualche ora a un problema, per cui mi sento tranquillo. Nicolussi Moro. Allora, buongiorno professore. Buongiorno. Vorrei chiederle 3 cose. Evidentemente l'unico merito del Covid è stato quello di evidenziare la follia che negli ultimi 10 anni ha portato il sistema sanitario pubblico a perdere 37 miliardi di euro di risorse e 70.000 posti letto, molti dei quali in terapia intensiva. Noi abbiamo assistito purtroppo in tutta Italia, adesso non nomino regione più, regione meno, alle tragedie di persone che vagavano in ambulanza da un ospedale all'altro per trovare un posto di terapia intensiva che non si trovava. Ecco, adesso, anche con l'ultimo decreto rilancio, finalmente c'è stato un aumento dei posti letto, si raddoppieranno, anzi devono essere raddoppiate le terapie intensive, le subintensive, aumentati i posti malattie infettive, eccetera. Io vorrei chiederle se la nuova dotazione che la Regione Veneto ha messo a disposizione delle terapie intensive, passando da circa 500 letti, 489 se non ricordo male, a 825, al di là dell'esperienza Covid, a voi che ci dovete lavorare dentro, può andare bene? È eccessiva? Voglio capire se vi serve e a quale livello. Questa è la prima cosa. Posso chiederle una cortesia? Siccome davvero io ormai comincio a avere la mia età, se lei me le fa, se lei me le fa tutte e 3 me ne rispondo una per volta, se posso. Allora partiamo con questa. Con questa, che siccome è molto importante e voglio rispondere bene. Grazie. Perché qua è un terreno. Allora, il primo punto non è solo un problema di numeri di letti di terapia intensiva, e torno al discorso rete, è come utilizziamo i posti di terapia intensiva, e mi spiego meglio. Siccome ho viaggiato parecchio e ne ho viste di tutti,
Io ho visto anche all'estero ospedali dove un paziente, che io non metterei in terapia intensiva nemmeno se mi obbligassero, è lì a mangiare la pasta asciutta con 2 litri di ossigeno. Allora, se vogliamo arrivare a quello scenario, possiamo anche decidere, come la Francia, che abbiamo grandi reparti di terapia intensiva. Guardi che è un modello, possiamo anche parlarne, mi può anche andare bene. Qual è il mio problema? Che io oggi ho un numero di medici che gestiscono i malati di terapia intensiva, che mi perdoni, non è proprio un lavoro che si impara in un mese, e io devo dare non solo la quantità, ma anche la qualità. Se il presidente e l'assessore oggi mi dicono ti decuplichiamo i letti di terapia intensiva, e io rispondo grazie, e chi ci metto a curare questi malati in più? Perché esiste anche un aspetto di... Allora, in realtà il CTS nazionale, io ho un carissimo amico, un fratello dentro, il professor Antonelli, che è una delle persone, presidente della società europea, una delle persone più serie, oneste e preparate che conosco. È stata fatta una stima, mi perdoni, su una media nazionale. E che cosa è stato fatto? Però lei immagini anche questi, in che condizioni hanno lavorato. Qual è la nazione che ha risposto meglio? La Germania. Qual è il rapporto per 10.000 abitanti dei letti di terapia intensiva? 1,4 mi pare. No? Quanti ne ha il Veneto? 1, quindi dobbiamo aumentare al 40%. Adesso le dico, se mi verrà, io ho già parlato di questa cosa. Qual è la risposta del... il tutto l'ho fatto entro il dicembre 2021. Quindi, allora, mi dicono non ti preoccupare perché dall'anno prossimo noi ti aumenteremo gli specializzandi. Perfetto, io non ho problemi, aumento la rete in terapia intensiva e anestesia e rianimazione. Noi abbiamo 3 ospedali nella nostra rete, Mestre, Treviso e ovviamente Padova. Penso, ho guardato le caratteristiche, la potrei anche ampliare un po'. Non è triviale, perché guardi che il decreto Calabria, cosa che pochi hanno ancora capito, quando parla delle assunzioni degli specializzanti del 4º e 5º anno, si riferisce solo agli ospedali della rete, perché devono completare il percorso formativo. Quindi, infatti il Veneto ha allargato la rete. Allora, per anestesia e rianimazione, per quello che riguarda Padova, io sono direttore da un mese, ho ereditato, io ho Mestre, Treviso e Padova, io l'allargherei. Però parliamone, perché non sono decisioni che piglia il direttore della scuola, sono decisioni politiche, sono decisioni accademiche, sono decisioni di sistema e io faccio parte di un sistema, non è che lo rappresento. Ciò detto, com'è che io aumento? Allora, faccia così, mi entrano oggi gli specializzanti col decreto Calabria, poi mi piacerebbe parlare perché anche il decreto Calabria va letto con una certa ottica, ma questo ne parleremo. Io avrò il 4º anno, dunque mi entrano nell'ottobre del 2020, quindi nell'ottobre del 21, 22, 23, dell'ottobre del 23 io avrò a disposizione questa numerosità aggiuntiva. E dal 31 dicembre del 2021 all'ottobre del 2023, me lo spiega lei come facciamo? Perché non è che sia proprio... E guardi che è un lavoro molto particolare, è un lavoro di dettaglio, è un lavoro di cura maniacale, per cui a volte essere sbadati o non dentro una cosa può fare la differenza. Le dico una cosa, che io penso di avere una soluzione anche per i famosi 2 anni, ma è una soluzione che prevede un accordo globale, nessuno me l'ha chiesto, quando me lo chiederanno la dirò. Però se no, è complicata, guardi, io è troppo tecnica, è troppo complicata, però secondo me abbiamo la forza per farlo. Poi va misurato, vanno fatte, non è una cosa, non mi piace parlare di una roba di cui non ho ancora io la percezione totale. Ci sto lavorando sopra perché prima o dopo me lo chiederanno, sono abbastanza sicuro. Devo dirle che prima di andare a aumentare del 40% andrei a standardizzare i criteri con cui un malato entra, perché se da me un malato entra e esce con certi criteri e nell'ospedale X entra e esce con diversi criteri,
ha capito bene che possiamo già creare delle difformità. Cominciamo a mettere a posto il sistema, poi analizziamo qual è il reale bisogno. Non mi voglio trovare con le terapie intensive al 60% dell'occupazione dei posti letto. Poi c'è il ragionamento che alcuni malati devono e possono essere trattati in alcuni ospedali e altri in altri. Tipico l'esempio, lo citano oggi Gattinoni e Zangrillo, abbiamo fatto per l'H1N1 la rete ECMO. La rete ECMO prevedeva che se a Schiavonia, dico il nome, c'è un malato con quelle caratteristiche, io da Padova parto con l'ambulanza, metto l'ECMO e lo trasporto in sicurezza a Padova, a Verona. Adesso non so quali sono i centri ECMO in Veneto, a Padova di sicuro. Quello è un principio che già ci permette di ridurre il carico inappropriato su strutture che non possono affrontarlo, quindi è un problema composto. Servono oggi quanti sono il 40% di posti letto? Non glielo so dire, probabilmente no, però questa è un'opinione. Probabilmente no, penso di no, adesso non ne so dire se sono il 40% o il 20%, quella media è stata fatta, io prima di essere in Veneto ero in Calabria, e in Calabria devono triplicare perché sennò sono con l'acqua alla gola. La seconda no, io perché ne avevo altri due, ma mi ha chiesto se potevo farne una alla volta. Sì, quindi, mi scusi, colpa mia. No. Dunque mi interessa molto anche, come lei diceva, il contatto con la comunità scientifica internazionale. Allora, voi avete avuto a Padova, mi pare per qualche giorno, la visita dell'equipe cinese. Sì. Ecco, volevo capire, la dottoressa De Silvestro ci ha raccontato il loro contributo per quanto riguarda il plasma iperimmune, volevo capire il loro contributo invece per quanto riguarda il trattamento in terapia intensiva. Guardi, con un certo orgoglio, ma ovviamente un conflitto di interessi, sono entrati in terapia intensiva e hanno detto chapeau. Devo anche dirle che sono stati molto carini, molto gentili, abbiamo veramente avuto uno scambio, ma io lo scambio l'avevo già con quello che li dirigeva tutti, per cui non mi hanno aggiunto per quanto riguarda la terapia intensiva nulla di nuovo e direi che a noi non sono arrivati consigli perché li avevamo già avuti tutti. Se avessi aspettato la visita cinese avrei fatto qualche danno. Per cui è stato molto utile, forse per noi meno che per altre realtà, perché le ripeto, io ero già in contatto con Wuhan e loro non venivano da Wuhan, venivano da una realtà che aveva avuto numeri più piccoli dei nostri. Okay? E l'ultima cosa, professore, mi interessava questo anche naturalmente perché è una cosa che interessa molto i malati. I suoi colleghi ci hanno detto che purtroppo il 30% dei malati che poi sono stati dimessi dalle terapie intensive avranno dei danni permanenti ai polmoni. Io volevo capire se è realmente così e cosa succede dopo, perché tutti siamo contenti di leggere che abbiamo tantissimi dimessi, ma sono davvero guariti o si portano avanti dei problemi ai polmoni, al cuore, al fegato, insomma, perché se ne sono dette un po' di tutti i colori. Allora, anche per questo aspetto dobbiamo non avere preconcetti e guardare davvero con gli occhi di chi non l'ha mai vista questa cosa. È anche più complicato, io le posso dire che il 30% dei malati che in terapia intensiva abbiamo estubato, cioè riportato una respirazione spontanea, un'autonomia del circolo, eccetera, ha avuto problemi neurologici seri. Devo anche dirle, perché non è che poi uscivano dalla terapia intensiva e noi ce ne fregavamo, noi facevamo il nostro follow up, sono andati tutti bene. Questo per dirle che se io le dico il 30% dei pazienti estubati ha avuto problemi neurologici, guardi, qualcuno, anche problemi di frontalizzazione, che la traduca in un linguaggio, il paziente frontale, il paziente fuori di melone, che sputava ai medici e agli infermieri, a fior di professionisti, stanno tutti bene. Allora, il danno che dà il Covid, di cui so molto poco e faccio disclosure, no? Com'è che si dice adesso? Outing, faccio outing, non ne so molto e non so bene quali saranno le sequele. Il problema qual è? Sì, è vero che alle TAC a distanza di tempo ci sono dei problemi. Infatti sarà importante, e ci sono già in fase di attivazione,
degli ambulatori per valutare a distanza questi pazienti. Guardi che qualcuno non è uscito dalla terapia intensiva, il famoso trapiantato di 18 anni di polmone di Milano, poi non era di Milano ma veniva da un'altra terapia intensiva lombarda, ne è l'esempio. Anche noi abbiamo in un paio di pazienti col professor Rea, tra parentesi, è un chirurgo toracico di livello mondiale, abbiamo pensato di trapiantarne qualcuno, però avevano tutti delle complicanze di sovrainfezione batterica che avrebbero reso il trapianto più rischioso che altro. Ciò detto, vale la stessa cosa per quello che sarà l'outcome di questi pazienti, non glielo so dire, vanno monitorati, qualcuno non guarirà del tutto. Non mi sento, come ha detto un mio carissimo amico dalla Gruber, che è il professor Nava, il Covid non ci lascerà mai. Poi non voleva dire questo, gli è scappato, ci sentiamo tutti i giorni, voleva dire stiamo attenti perché dovremo guardare i pazienti per un po' di tempo, perché non sappiamo di che cosa si parla. Però davvero mi creda, faccio fatica a dire quello che non so e quindi le dico boh. Mi spiace per la risposta un po' rozza, ma sai, io sono... No, ma ogni tanto anche gli scienziati devono dire non lo so. Facevo il facchino per imparare l'inglese a Londra, per cui... Allora, siccome il professore dovrà anche andare via, Pederiva, se riusciamo a fare Marchiori e di nuovo la collega, domande sintetiche in modo che così andiamo verso la fine. Mi perdoni, la colpa è mia che non sto dando risposte sintetiche. No, è l'interesse assoluto di quello che lei dice che sta... No, è che ho paura di essere troppo fraintendibile. No, prego Angela. Grazie, buongiorno professore. Buongiorno. Una domanda anche per l'uomo oltre che per il medico. Sfogliando idealmente quel database degli oltre 650 casi che sono, ricordiamo, sempre persone, c'è una storia che le è rimasta particolarmente nel cuore, una guarigione o magari, che so, anche purtroppo una sconfitta che però l'ha colpita? Grazie. Allora, il database è puramente tecnico e non sono tutti i miei pazienti, sono i pazienti di tutta la regione. Il database, io, da un punto di vista scientifico, ho l'obbligo di non guardarlo finché è chiuso, perché non devo avere preconcetti. Quando sarà chiuso, noi in settimana ci incontreremo con i colleghi di Verona, che hanno fornito una cosa, e organizzeremo tutta una serie di ricerche, che sarò io a usare cioè io userò anche, ho delle idee, però è a disposizione di tutti, è un patrimonio tant'è che ci tengo a dirlo, la mia proposta, spero che venga accolta, non sarà Navalesi, Pinco, Pallo, anzi io mi metto sempre per ultimo, ho questo vezzo, per cui non sarà Bianchi, Rossi, Verdi e Navalesi. La mia idea sarebbe pubblicarlo come gruppo delle terapie intensive venete e poi con tutto l'elenco dei nomi di chi ha partecipato, quindi questo per definire una cosa. Di storie le ho perché le ho vissute io, mi piace ricordare una bella, un nostro infermiere della dialisi è arrivato e creda, era molto impegnato, è andato via bene, l'altro giorno è venuto a ringraziarci, ecco, mi piace quella cosa lì. Tutto qua, sono molto semplici. Poi essendo io ottimista, chi va male tendo a dimenticarmi. Marchiori, poi la collega e poi andiamo verso la conclusione, grazie. Sì, buongiorno professore, Buongiorno. premesso che alcune domande me le hanno bruciate i colleghi. È la vita, guardi. Sì. No, allora mi riallaccio un secondo all'ultima domanda della collega. Ha raccontato una storia bella e va bene, però quello che io le vorrei chiedere, c'è invece una cosa che lei non dimenticherà mai, che ha visto, vissuto, che l'ha colpita particolarmente, ma ferendola, impaurendola, preoccupandola, qualcosa che l'ha turbata o spaventata? Poi la seconda gliela faccio dopo. No e sì. No, perché è andata bene. Guardi, quando abbiamo, perché poi l'ho fatto con i miei collaboratori, scritto quelle linee guida, io non sapevo assolutamente di cosa stessi parlando, ma l'impressione che avevo avuto è che questi pazienti peggiorassero alla rapidità della luce, e così capisce che non sono un'aquila. E posso provvedere? Forse
ce l'ho fatta. Devo dirle che mentre scrivevamo, perché 48 ore ce l'abbiamo messa, anche noi, non è che potessimo proprio scrivere quello che ci passava per la testa, abbiamo progressivamente cambiato le soglie per chiamare l'anestesista rianimatore, perché ci siamo resi conto che questa cosa peggiorava in un ame. Io ho visto pazienti arrivare a parlare io e lei così, che in una notte erano moribondi. Devo dire che è andata bene. Ecco, oggi ho paura di quello che avrebbe potuto succedere se non avessimo avuto la prudenza, le cose. Quella stessa prudenza che ci ha portato a saturare probabilmente prima i posti letto, per cui poi abbiamo... Quindi vede che quando dico gli occhi di bambino, il bambino rompe il giocattolo e cerca di rimetterlo insieme cercando di ricordarsi com'era. Ecco, questo è l'approccio che abbiamo usato. Mi perdoni, capisco di deludervi, ma così è stato. No, benissimo. L'altra domanda, velocissima, che si riallaccia invece a quella della collega Nicolussi sul 30% dei malati. Tornando lì, ci sono stati dei casi in cui, visto che lei prima ha parlato del suo primo caso, ha detto se l'avessimo intubato avrebbe perso ogni chance. Primo deceduto. Sì. Ci sono stati dei casi in cui la terapia intensiva può, mi passi il termine da ignorante in materia, aver fatto peggio, cioè più danni che altro? Beh, questa è una domanda per cui la ringrazio, perché quando prima si parlava aumentare i letti eccetera, io oggi le dico che se io avessi un sistema rapido di scarico, ma guardi che scarico non è una brutta parola, è di trasferimento dei malati alla terapia intensiva, i miei posti aumenterebbero automaticamente del 30%, perché spesso mi capita che io ho un malato trasferito, questo non qua, ovunque nel mondo, perché i sistemi sono complessi. Guardi che se entrano 50 malati al pronto soccorso, non è che il mio collega della medicina, della chirurgia può dire no, non li piglio, per cui il mio va in coda. Spesso ho delle degenze che sono allungate perché non ho la possibilità da cui secondo me l'idea sarebbe rafforziamo le terapie subintensive in grado di farci da intercapedine anche in uscita, però questa è una mia visione, la proporrò quando mi verrà richiesta. Il mio problema di clinico è che la terapia intensiva, guardi, non è, contrariamente a quello che molta gente pensa, un posto dove si va a morire. No, il paziente che già ha una prognosi infausta non deve andare in terapia intensiva, deve morire, mi scusi è brutto, ma in un reparto coi parenti vicini, se fosse possibile a casa con la famiglia. Perché se io non ho margine terapeutico non lo porto a morire da solo in un reparto dove non c'è giorno, non c'è notte, c'è luce, c'è rumore, c'è il malato che entra, sarà arresto cardiaco. È il posto più brutto. Faccio così, se io dovessi scegliere dove morire non mi mettete in una terapia intensiva, è un posto per vivere, è un posto dove se non vado lì muoio, ma vado lì per vivere. Infatti non abbiamo queste mortalità folli. Ora, qual è il concetto in tutto questo? Che però è anche un posto che alla lunga il paziente non dorme, non c'è giorno, lo devo sedare, eccetera. La terapia intensiva, quando non serve più, può diventare dannosa. Guardi, uno degli outcome più sfavorevoli per noi è il delirium. Il delirium è quello che, ricito mia mamma, è fuori di bocino, cioè il malato. Io ho il 30% dei malati che in terapia intensiva che quando i parenti li vedono non li riconoscono. Io ho avuto alcuni pazienti eccellenti che se le racconto cosa dicevano all'uscita della terapia intensiva e nel giro di 48 ore nel reparto sono tornati compossui, cioè senza nessun problema. Perché provi lei a essere sonno deprivato, a ricevere farmaci. Quindi il problema è scegliere la finestra di tempo in cui la terapia intensiva serve e questo mi riallaccia a quel discorso. Grazie. L'ultima domanda, poi chiudiamo la collega. Buongiorno professore. Buongiorno. Aveva fatto una cena, anzi non una cena, una cosa molto importante alla ricerca e ha fatto un passaggio che volevo che mi spiegasse.
Ha detto io non faccio ricerca sugli animali, io faccio ricerca clinica. Se può... No, ecco, bene. Non è una critica che fa, io ho fatto anche ricerca sugli animali, ma non è cosa mia, in alcuni casi può essere che riprenda a farla perché ci sono fasi che vanno verificate, ma io sono un clinico, io faccio il giro ogni mattina in terapia intensiva, la mia arena sono i miei malati, cioè non è che posso, guardi, io prima ho fatto un cenno, vi ho detto, oggi quando noi definiamo delle terapie devono essere evidence based, se no il Ministero ce le boccia, la Regione ce le boccia. Io non posso giustificare una spesa sanitaria che non sia basata sulla certezza del risultato, ed è giusto così, perché se io mi metto a prescrivere farmaci costosissimi dicendo vediamo se funzionano, abbia pazienza, quei soldi che io spendo lì lei non ce l'avrà per l'autobus qua fuori, giusto? Ecco, cioè, tutto deve rientrare ma oggi i limiti della medicina basata sull'evidenza, e dobbiamo superarli noi clinici, hanno un nome e oggi vediamo sempre meno, o meglio, quella parte è importante, se però poi non inseriamo su questa evidence based la medicina individualizzata o medicina personalizzata, vedrà che nei prossimi anni, le faccio un'anticipazione, ne sentirà parlare tantissimo. In questo concetto ci sono il patrimonio genetico di ognuno di noi, cioè io ho un HLA che mi predisporrà a cosa, avrò un farmaco, una certa risposta genetica. Entriamo in un campo, guardi, che è anche quello della privacy, perché se io conosco il suo HLA, conosco... complicato, però fondamentale. E poi ci sono i fenotipi. Quando noi usiamo il termine Covid-19, noi inseriamo una galassia di pianeti sotto un unico nome. Non è così, perché io di pazienti con insufficienza Covid-19 ne ho almeno 10 fenotipi diversi e l'abilità è capire che per quello specifico malato con quel fenotipo vuol dire espressione della malattia per quello specifico soggetto. Io devo avere la capacità di individuarlo. Guardi, le do un numero, i famosi 550 malati piemontesi, la mortalità è il 32%, quelli che finiscono intubati hanno il 45%, quelli che vanno bene hanno il 2%. Tra quelli probabilmente se avessi intubati tutti avrei peggiorato la mortalità al 2%, ma sicuramente avrei migliorato la mortalità al 45%. Io oggi concludo quell'articolo dicendo la sfida, la scommessa è imparare a identificare prima quelli che avranno. Io oggi non glielo so dire, è inutile che ci gira intorno. La ricerca, e la ricerca passa attraverso la clinica, sarà trovare queste risposte e permettere di migliorare la risposta sanitaria. E con questa speranza noi dobbiamo concludere. No, volevo solo chiedere se ha fatto una pubblicazione. Il professore è a disposizione per le domande poi. No, volevo solo chiedere, professore, se lei Sì. quindi ha già pubblicato sull'esperienza Covid. Parecchio. Ecco, appunto. Però mi scusi, Vai, credo di essere uno di quelli che ha pubblicato di più. Ok, grazie. Per le televisioni le chiediamo... Quello che volete, io sono qua per voi. Un piacere, no? Benissimo. Anche perché ci diamo una vista domande. Questa era la conferenza stampa di oggi, abbiamo sentito molte notizie, molti approfondimenti anche dal punto di vista sanitario. Restate con noi perché la nostra informazione prosegue per tutto il giorno. Ora facciamo una breve pausa, torniamo fra poco.